L'idea nasce da una serie di punti, di stimoli, di cose che tutti quanti noi vediamo ogni giorno in televisione, sui giornali, ed è questo problema della plastica nel mare, negli oceani. I pesci mangiano la plastica, noi poi mangiamo i pesci e quindi la plastica ce l'abbiamo dentro. Un altro punto importante è stato il fatto che la scuola elementare Bersagliere Urso di Favara ha preso un premio nazionale di Lega Ambiente, Plastic Free si chiama. Allora ha proposto questa iniziativa al sindaco Anna Alba e insieme abbiamo deciso, utilizzando questi locali dell'Opera Pia Barone Mendola, di allestire qui una mostra per sensibilizzare i cittadini, prima di tutto di Favara, e poi insomma, speriamo che abbia un'eco un po' più vasta, a stare attenti all'uso della plastica. Sensibilizzare l'opinione pubblica a un più consapevole uso della plastica. È per questo motivo che alcuni studenti del quarto anno dell'Università di Palermo, impegnati in un workshop curato dal docente universitario di architettura Giuseppe Guerrera, stanno allestendo una mostra presso i locali siti a est del Boccone del Povero di via Beneficenza Mendola a Favara. La mostra si sta realizzando utilizzando quasi esclusivamente materiali usati di riciclo, soprattutto plastica. Il tema dominante è quello dei pesci che ingeriscono materiali in plastica, con conseguenze non solo per la fauna marina, ma anche per i consumatori che usufruiscono di prodotti ittici inevitabilmente inquinati. La plastica noi non la possiamo eliminare, la possiamo ridurre, riciclare, quindi riutilizzare, come abbiamo fatto con questa mostra. Tutto quello che vedete in questa mostra è stato costruito con materiali di scarto, materiali utilizzati e riutilizzati, o anche i materiali nuovi, che poche cose che abbiamo comprato li riutilizzeremo. Quindi già questo è un percorso virtuoso che tutti i cittadini, tutti noi dovremmo fare. L'iniziativa, la cui fruizione è aperta a tutta la cittadinanza, è supportata dal Comune di Favara e coinvolge diverse realtà del territorio, tra le quali attività e aziende locali, nonché Farm Cultural Park. Martedì prossimo 25 giugno alle ore 18 ci sarà l'inaugurazione della mostra, alla presenza di ospiti, autorità civili locali e soggetti coinvolti in questo progetto Plastic Free, con annesse proiezioni, volte alla sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento delle acque del mare. Su questo ponteggio, il giorno dell'inaugurazione, il 25, quindi martedì prossimo, saranno appesi una serie di monitor dove si vedranno concretamente questi pesci imbottiti di plastica che nuotano in mezzo alla plastica, che mangiano, balene squartate, insomma tutto questo fenomeno che secondo me attraverso questa prima iniziativa promossa dal Comune di Favara va continuata, cioè è una prima mossa che stiamo facendo noi, cioè tutti noi ci dobbiamo sentire coinvolti in questo processo, questa sorta di crociata, perché siamo tutti in pericolo di vita, tutti, grandi, piccoli, non c'è distinzione, che tutti quanti mangiamo pesce, ora tutti andremo a mare a fare il bagno, siamo consapevoli che nuotando l'acqua che ingeriamo ci sono le microplastiche che sono ancora più velenose delle bottiglie di plastica, perché le microplastiche sono quelle contenute nei cosmetici, per esempio, cioè ogni volta che ci mettiamo una crema in faccia, lì dentro ci sono le microplastiche. Quando ci laviamo la faccia va nel lavandino, va nel tubo, va nella fognatura, va a mare e quindi noi poi quando facciamo il bagno ce la beviamo. Venerdì 28 giugno poi altro incontro, sempre alle ore 16, con una discussione sul tema di un ambiente e di una civiltà plastic free. A seguire un momento a cura dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara, prima scuola plastic free in Italia, e uno spettacolo che proporrà sempre il tema di una fruizione consapevole della plastica e dell'ambiente. Il 25 facciamo l'inaugurazione, il 28 ci sarà uno spettacolo Pinocchio e la balena che si svolgerà in questo cortile a beneficio dei bambini e delle famiglie. La storia è che Pinocchio entra dentro la balena e trova il padre che sta pulendo il ventre della balena dalla plastica e quindi esce dalla balena, che sarà rappresentata qua fuori, e ci racconta che cosa c'è là dentro e perché stanno facendo quell'azione.